Hai imparato una lingua e poi qualche anno dopo l'hai dimenticata. Anch'io l'ho fatto. Cosa fare per rinfrescarla? Oggi voglio lanciare una sfida per me e forse anche per te. Rinfrescare il tuo italiano. Il mio italiano l'ho studiato quasi 30 anni fa, un anno all'università e poi forse 10 anni fa ho provato a rinfrescarlo perché siamo stati qualche giorno in Italia, a Roma, ma adesso non mi ricordo di tutto. Oggi parlo senza copione e senza correzione, quindi faccio sbagli. Sbagli è difficile da dire, ma penso che traduca quando parlo italiano dal francese in italiano, perché ho imparato prima il francese. Ma ci proverò e dopo qualche mese vedremo se parlo meglio di adesso. Un mio professore all'università molto tempo fa mi ha detto che se qualcuno vuole rinfrescare il suo italiano dovrebbe usare il stesso libro di testo che ha già usato. Questo era il mio libro di testo. Ciao. Comincia a fare buio. Allora, aspetta. E adesso sta piovendo. Allora è rumoroso. Ma ciao. Era il libro di testo. Allora, ricomincio con questo libro. E per te, quali erano i libri o i metodi? Dimmi, per favore. Questo libro, ciao, è vecchio, ma eccellente. E bisogna ricordare cose vecchie prima di imparare cose nuove per me. Non ho le cassette necessarie. È peccato perché il mio accento australiano è sempre lì. Forse, come me, non hai nessuno con cui puoi parlare l'italiano. È difficile. Fortunatamente c'è YouTube. E inoltre non ho ancora l'intonazione o la prosodia italiana, ma ci proverò e vedremo. Sarà difficile quando sto imparando il gaelico irlandese al stesso tempo, ma vedremo. Forse una volta alla settimana sarà abbastanza, non lo so, ma vado a fare il capitolo preliminare dove la pronuncia italiana e parole affini per origine. I think that's how you say it. L'ho dimenticato. Non insegno l'italiano, sto imparando, ma puoi studiare con me se vuoi e possiamo verificare i nostri progressi insieme. I'll try to cover a topic from each week's learning as I go. And please let me know if you've had successes with revisiting old textbooks to go back over the framework that you first learned and bring it back to your memory. È sempre nella testa. You've never really forgotten it. Why not look at some of my other videos on other languages too? Ciao!